saluto a tutti, bene cattausu, ben ritornausu a sudare giornali in sardo de Sardegna 1, i speciali pregonto su TG nostro, za ricordo come sempre che vorrei cattare trasmissioni de Sardegna 1 in suo sito internet, sardegna1.it, uno sempre con suo numero. Tenete su finza su una pagina in su social Facebook, un profilo su social Instagram. Denta fu dauso di questa puntata speciali. Una puntata tutta dedicata a questa poesia, a questa letteratura sarda, a questa lingua sarda e un festival promovio dessa fondazione Faustino Onnis su festival durante Anderas. Adesso fu dai con un ospite di Gabbale, un piacere in mano, sa presidente dessa fondazione Faustino Onnis, Luciana Onnis. Grazie per la sua partecipazione. Saluto a tutti, saluto a tu Giovanni, grazie a me per avermi invitato in questa trasmissione, per avermi dato la possibilità di questionare, di seguire Luciana, ce la manca altro, siamo sfruttati di sardità, di sardo, di poesia, di cultura sarda. È un piacere in mano per me pure. Tanto per cominciare, Luciana, o le uscire, come ti hai imparato su sardo? Che ne siete sul maestro? È una pregunta facile questa, Sì, io ho sempre questionato su sardo, poi tendo mia si questionata su sardo e poi babbo mio, Faustino Onnis, fiata proprio un cultore della lingua sarda, esso ad esempio scritto e questionato la lingua sarda sempre in ogni occasione e dopo che ha prodotto sa vita se battio poeta su sardo vesi da riconosciuto come una lingua. Arrivato un meda, Arrivato un meda, sa lingua esistette forse si sa battaglia brumanna che sua di combattio. Certo. Questa fondazione nasce proprio per ricordare, in onore di Faustino Onnis, sul 2009, giusto? Sì, apposti sa morte di Faustino con suo comune di Ceragio, su sua famiglia, ha deciso di fondare questa fondazione intrigata proprio a Faustino. È una fondazione che tiene sa vunna di billai e di trasmette sa memoria, sa ricordo di Faustino come poeta e come studioso di lingua sarda, ma pur può promuovere sa conoscenza su spaino, sa prezzo della lingua, della cultura sarda in tutte le forme sue e della lingua, ma pure della identità sarda, della storia, della tradizione. Rifaccio un'altra pregunta facile. E ti ha rilassato Faustino a questa Sardegna, secondo lui? Questa cosa più bella, più manna? Questa cosa più manna ha lasciato il verso suso, sa poesia. Faustino via prima di tutto un poeta, ha scritto pure conti, ha scritto alcuni conti, ma sa poesia via da sa parte più importante, sa parte più intima che riesce a mostrare ai altri, e dunque ha lasciato una regotta di poesia che si intitola Verdas, che io uso a stampigliare e ho fatto una ristampa. Ma perché tutto ha lasciato un ricordo meda bello in meda persona che da ricordano commenti uno maestro che si è impegnato a trasmettere entusiasmo per la cultura e per la lingua. Uno poeta che ha sempre incoraggiato la gente a non tenere bregungia di questionare su sardo, poeta estis a regine profonda che noso de neuso, e che si definiti, e dunque è una batti de noso che non poteus né fai vinta de nocessiri né non si da poter scaresci de sicuro. Non si da poter scaresci. Credo che che alla SAU è proprio gusto. In questo progetto su questa fondazione, l'obiettivo è ricordare sempre Faustino Onnis, ma è stinchizzare proprio in Sacira Vassara sul festival Anderas
2025 a raspacciare su Meseida. Sono sciacco un evento su attobi, su manifestazioni, in Ceragius, in Quarto Sant'Alena, in Casteddu, in Pirri, in Santo Engiuro. Anta partecipare un montone protagonista, in summenti castigliendi che in filmao de Faustino Onnis e fins a de calincuna manifestazioni des annos passaus. Ita sul Festival 2025, voi su titolo Voci di Resistenza, voi questo titolo, Luciano? Intanto su Festival Anderas in sardo l'inai cammino, percorso, strada e su senso del su festival è proprio gusto de camminai in diversas de vai anderas e camminamento su differenti in pru logus dessa letteratura, dess'arti, dessa cultura in generale. Ocannu, come in altri anni, è un festival lungo meda, poiché in ogni volta ci causa de fare una cosa strinta, invece se poi Savini, insomma, fa un festival di adesso spatinau in su tempo. E ocannu io incominciau in verano con su pre-festival e sabati brusu prumanna d'aveus moi in attongiu ad accabai su ginku de su Meseidas. Est un festival prima d'otto de peunai su festival est bilingue. Dunque in italiano e in sardo. Custo l'inai che noi presentaus libros scrittus de scrittori e scrittoras in sardo e in italiano. E mi pare che in Sardegna questo festival scetti era una cosa bilingue o no? S'unico possi sciudeu, non c'è da d'altros, poi moi. Ma noi beneus questa esperienza del suo premio letterario che la Fondazione Vaidi, un premio letterario biennale, ogni 2 anni, premio d'arte Faustino Onnis, che tiene d'accordo 2 sezioni tradizionali della letteratura, che punti la poesia e la prosa, e poi di anno in anno, di edizione in edizione, c'è pure alcun'altra arte, a volte esistenti a su teatro, a volte a sa musica, a volte a sa fotografia. E in ultime 2 edizioni sa poesia improvvisata, su canto a bolu, che è stata una cosa meda bella, meda partecipata e che depeus includi in cose de buoni luci, poiché questa pure è una forma importante dessa letteratura. Un festival inclusivo, Mannau, voi siete inclusivo? Allora, un festival sprazzinau da Naudui, in meda Biddasa, Casteddu, Santo Aengiu, Ceragius, Quartu, Birre, e poi inclusivo, un festival prodottus. Poiché noi in su festival Anderas, oltre a fai cose in scuola, in biblioteca, con altri associazioni culturali, con altri festival literari. Fadeus iniziative po' categorias de persone che hanno una calancuna disabilità fisica. O come in Nantaïs, come ti si dà esempio, abilità differenti. Abilità differenti, e di fatti noi ogni anno, o canno pure, ci hanno essere 2 attobius che hanno essere tradusi in lingua lis di Luciana Ledda, che è stata rappresentante in Sardegna dell'associazione Surdus de Torino. Dunque, 2 attobius tradusi in lingua lis e poi fai un attobio specifico dedicato a persone ipovedenti. Anzi, ho lo precisare che quest'anno ho fatto un'iniziativa meda bella con un'altra associazione Perosi, ho arregotto su di noi con uno
trasmissione con uno spettacolo in lingua sarda, in campidanesu, uno spettacolo teatrale che si narra i spicciocco su de gaste de susu ed è opinigao su di noi, può comprare dottus e strezzaduras a chi srevinti, può fare una postazione, può poni persone e povedenti in grado di leggere il libro e tutto si chionti. Dunque, una cosa bella a me, da gusto se pragio meda. Tutti gli attori e gli eventi del festival avuto in porto, ma c'era anche altro, ma ci indesti l'incunu che vuole su consigliare a chi si sta castigando di noi? Funti tutto bello, dunque deo si consiglio de castiai su programma de Anderas, poeta de veras in suo sito de sa in fondazione suo sito in Facebook in sa pagina dedicata a su Festival Anderas e a sa fondazione Faustino Onnis. Ci punti meda cose bellas e interessanti, sì? Noi abbiamo incominciato con sa poesia e accabato con sa poesia. E utento un poeta meda manno, Pusterla, che ha inghizzao questo festival di Occanno e a Saccabu e usatenni i da travi che esti savuro una poetessa meda manna in suo panorama letterario italiano. Ma a mesu e usatenni presentazioni dei libri in italiano e in sardo, ne deneusu 13 in sardo, e poi e usatenni presentazioni del libro in italiano sia de persone nareusu famadas de fama firmausu sia de persone che vunti de scrittori e scrittoras che vunti incomenzando de pago a scrivere. Teneusu su a festausu Faustino, poi toccano esti su de gentu che è nasciu e poi c'è ad essere un arregordo de Sergio Azzenica, esti su 30 anni su chi mancada e fadeusu una bella tobio in pitoso de Sergio Azzeni. Poi teneusu ospiti una rappresentante di un festival internazionale che si narra Palabras nel Mundo de Venezia, un festival che è partito da Cuba e in poi è andata in ogni parte del suo mondo. Teneusu un reading posta Palestina, poeta Anderas è un festival che è testimonio di che si succede in suo mondo e dunque io pensavo che sa poesia è un attobio dedicato a questa situazione di questo popolo sofferenti fia una cosa bella de vai e de ponni in conto con Anderas. Poi c'è adesso musica, c'è adesso la musica della scuola civica di musica de Geragius, e usatenni le lucido sottile, due spicciocas meravigliose che appatenni sonori da intervistare. Machillottas, ma bravas. Poi teneusu in isi scuola a meda i laboratori scolasticos, uno in particolare dollo segnalai che esti grasi in Santo Engiu, che si seria mamma lingua, esti uno laboratorio di lingua sarda, poi spipiedus dessa scuola primaria. Dunque, doveus in uni e crasi idealmente seus a Santo Engiu e contemporaneamente a Ceragius. E mi pare che hai fatto una bella panoramica del suo festival. Sì. E ho spacciato su tempo, Luciana, non c'è questa possibilità di fuori de su sardo, volevo fare un'altra pregunta, poi fuori de sardo, un'altra volta. Davvero? Torro con me da piacere. Va bene, Torro grazie ancora a Luciana Onnis, sa fondazione, su Festival Anderas, dunque potete cercare su social Facebook, sa pagina come testa, Anderas o Fondazione? Festival Letterario Anderas. Anderas, in Facebook c'è tutto il suo programma, gli eventi, gli spettacoli, gli attori, a si rotto in su social. Grazie ancora a Luciana, grazie a Bosatrusu e siete Deus e Sibieus. A questa edizione che bendri del suo TG nostro. A Sibire un usarore in mano.